Allora vai a fanculo te, tua amica e tutta la razza di merda scelata. Poi quello che fai celato, perché il cuore ce l'hai celato dentro la porca di una puttana merda. Non mi mancare rispetto. Ma senti una cosa, tu hai detto che vuoi partecipare al Grande Fratello? Aspetta, no, perché mi interessa il repertorio tengo trovato. Ah, ok. No, senti Gioia, non parlarmi così, hai capito? Stai in casa mia. Mettete te, la casa di merda tua, la tua figlia e il cane di merda che mi caga il cazzo sempre. Basta, ho finito, mi hai rotto il coglione. Ma aspetta un attimo. Dai, intervistarlo io. C'è una canzone che abbiamo cantato prima, un pezzo, che diceva falsa, falsa. Ora ti spiego, perché se tu mi tagli, io ce l'ho il chip. Ma io ti voglio chiedere perché la gente vuole sapere, la gente vuole sapere infatti, perché hai abbandonato la prova te. Perché infatti è quello il discorso. Perché mi ha chiamato, dopo che l'ha trattato male, le ha detto di tutto e di più. Ah, sì. Mi ha detto, senti, non chiamarmi più, senti, prendi la roba che ce l'hai più, guarda, brucialo, se no fai. Questo è un vero uomo. Brucia, ce l'hai, hai trovato una mutanda mia, domani quando fai la caca ti pulisce il culo e poi fai, ah che linda merda che fanno sargentini, la concia di tua madre, boh, il novegna albanese, la puta che si pariò. Signore, preghiamo il Signore. Poi dice, ma sono quello che te fai, ciao. Poi empieza la telefonata. Primero dos mensajes. Estamos acá en la cámara. Dos mensajes. No puede ser que terminemos así. Vos me demostraste amor, me demostraste todo y ahora te vas. Sí, nena, me voy. Bueno, hacemos una cosa. Ok, yo estaba hablando por la Yanira. Ella es boliviana. Nosotros somos argentinos. Tenemos acá anche italianos que se habituó a nuestras costumbres. Le gusta la cumbia, la música, la joda, la salsa. Él es argentino, él es italiano. È adattato. Entonces, mi tren parte a Vercelli. Si vos querés venir, vení. Y si no, quedate vendiendo helado, negra del orto. No, está bien, por vos cambio. Claro. Dijo la muda. Ok, ahora yo te voy a buscar. Vos me llevás. Manejás vos, yo me pongo en pedo, te sentás ahí, bailás murga, y estás con los pibes, ¿estás bien? Sí, está bien, quiero conocer a estos chicos que dicen que son, porque yo soy solar, y vos sos, ahora, sol, Yacho, Hai capito, quiere decir que soy tanto sol, que cuando yo te hablo, vos te derretís o no. Sí, tenés razón, ahora está bien, vamos a bailar cumbia. Bueno, entonces vamos a bailar cumbia. Pero ella es albanese. Entonces, qué sé yo, la mina, no sé si está enamorada, no sé si está, no so, pero yo la mandé a cagar. Me dijo que no, va bene, ok. Domani non prendo mia figlia e vado con te. C'è la mia amica, si vuole venire vieni, e se no, vado con te. Vamos, bien, así se hace. Organizzati subito. ¿Querés esta poronga? Que te cueste. Cerramos la entrevista, para terminar. Entonces, La morale, ¿cuál è la morale? La moraleja. La moraleja, la enseñanza cosa ti ha insegnato questa cosa? Me hace recordar una canción italiana que dice: prendi una donna, trattala male, buttala giù della scala. Giù, non giù. Sì, ti chiama. Non lo so. Falle come fosse un favore e te sentire importante. Perché c'è che sei un amante e fuori del letto nessuna pietà. Ahí si seguro ella cambiará. Que troppo amado amore no da. E te seguro que se cambiará. Por eso el ruso la poronga canta. Ciao. Poche parole.